Tragedia sul Cristallo. A perdere la vita è stato Mossaddeq Faikal, 22enne di nazionalità marocchina, residente a Peschiera del Garda, che è precipitato per oltre 300 metri. A lanciare l'allarme attorno alle 13 quattro amici che si trovavano un centinaio di metri più a monte. I quattro erano partiti per primi, ma avevano sbagliato itinerario percorrendo una cengia senza uscita. Prima avevano cercato di salire, fermandosi a 2900 metri di quota, quindi avevano iniziato a calarsi. Il quinto alpinista, che era partito più tardi, li stava seguendo rimanendo in costante contatto telefonico. Il giovane si era fermato ad aspettarli, ma improvvisamente sarebbe scivolato nel vuoto senza più rispondere. Dopo aver sorvolato l'aria e aver individuato il corpo, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è volato a imbarcare due volontari e un terzo soccorritore. L'eliambulanza è poi salita a recuperare i quattro amici e una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata imbarellata e portata a valle adoperando un verricello di 20 metri.